Cominciamo dalla culla della cristianità, la Cappella Sistina. Michelangelo Buonarroti l'ha fatta in 4 anni, un miracolo perché è enorme, ma soprattutto ha rivoluzionato letteralmente quella che era la storia dell'arte e il rapporto con la rappresentazione del corpo. I suoi ignudi, come li chiamerà il Vasari, ma come li chiameranno tutti gli artisti contemporanei, creano una vera e propria rivoluzione culturale e artistica. Tant'è che vari autori, che siano laici o che siano anche dei religiosi, vanno a Roma per vedere e per poter capire questa nuova tecnica che produce con la forza della scultura un messaggio nuovo, ritraendo dei corpi con un vigore e una vitalità assolutamente inusuali. Uno di questi artisti, che è anche piuttosto bravo, è Fra Bartolomeo. È del convento di San Marco di Firenze, al secolo si chiama Baccio della Porta, nasce nel 1472, quindi siamo è abbastanza giovane in quelle date, nel 1513 e 1514, quando si reca a Roma espressamente per vedere gli ignudi. Perché Fra Bartolomeo era già noto, fra l'altro era anche un seguace di Girolamo Savonarola, quindi era un uomo molto pio e molto rigido alla religione. Tuttavia vari religiosi e varie anche persone che si occupavano d'arte gli avevano detto che non era poi così bravo nel ritrarre i corpi, e quindi va proprio a vedere gli ignudi di Michelangelo. Così se ne tornò a Fiorenza, dove era stato morso più volte, cioè criticato più volte, che non sapeva fare gli ignudi. Volse egli dunque mettersi a prova e con fatiche mostrare che era attissimo ad ogni eccellente lavoro di quell'arte come alcun altro. Laonde, per prova, fece in un quadro un San Sebastiano ignudo con colorito molto alla carne simile, di dolce aria e di corrispondente bellezza alla persona, parimente finito, dove infinite lode acquistò. Quindi questa esperienza romana gli serve e riesce a creare questo San Sebastiano. I padri lo espongono nella chiesa, ma succede una cosa. Dicesi che, stando in chiesa per mostra questa figura, i frati avevano trovato nelle confessioni donne che nel guardarlo avevano peccato per la leggiadria e la sciva imitazione dal vivo datagli dalla virtù di Fra Bartolomeo. Questa testimonianza ce la dà Giorgio Vasari. Fatto sta comunque che il dipinto venne rimosso dalla chiesa e fu messo ovviamente in sagrestia. Nel 1529 fu venduto e inviato al re di Francia. Ora ne resta una copia, vedete, in bianco e nero, a Fiesole, eseguita nel 1520, è un po' più piccola, però serve per darci un po' anche l'idea. Vedete, il vigore di questo nudo di San Sebastiano ha ben altra forza e vitalità rispetto agli ignudi della Cappella Sistina, però questo discorso, questa constatazione ci serve per capire che nella pittura, o comunque in un certo modo di ritrarre il nudo, anche sacro, anche di santi come San Sebastiano, ci poteva essere un messaggio preterintenzionale. Cioè, voglio insegnarti a subire i flagelli che Dio manda agli uomini, come le pestilenze, come le malattie, e quindi a seguire l'esempio di San Sebastiano, che si affida alla volontà divina, e però, d'altro canto, rischio, con la nudità di questo efebico fanciullo, a indurre dei messaggi completamente diversi, come questi che avevano recepito queste pie donne, che si sentivano prudere un po' non solo la coscienza, ma anche la carne. I papi
furono dei grandissimi committenti. Non dimentichiamo che il soffitto della Sistina fu commissionato da Papa Giulio II, Papa della Rovere. Questo Papa, eletto nel 1503, sarà un grandissimo nemico di Venezia, tant'è che sia il Priuli che il Sanudo, nei loro diari, lo criticano molto e dicono che è un Papa gran sodomita perché girava con i suoi Ganimedi. Fatto sta che comunque avevano il dente un po' avvelenato, perché il Papa Giulio II crea la Lega di Cambrai e viene a salire a Venezia. La disfatta di Agnadello sarà causata proprio da Papa Giulio II. Il Senato tremerà quando vedrà le truppe della Lega di Cambrai mettere a ferro e a fuoco Mestre. Tant'è che dopo quella data, siccome la reazione di Mestre sarà valorosa, bene, la città si guadagnerà nel suo emblema una MF, Mestre Fidelis, proprio a ricordo di quelle giornate di strenua resistenza a difesa di Venezia, quando tutte le barche furono staccate o affondate proprio perché nessuno arrivasse e quando Mestre Fidelis salvò la città. Quindi Papa Giulio II era un papa appunto estimatore degli amplessi, omo-eterosessuale, estimatore delle stufette. Le stufe erano la rivisitazione delle terme romane, cioè nelle stufette praticamente si creavano i bagni di vapore che di solito si praticavano nelle grandi terme imperiali, ma le si praticavano per la cura del corpo e per il piacere del corpo, proprio adottando dei bracieri sui quali si buttava dell'acqua bollente, e molte piccole stufe erano state aperte nelle città. Erano però dei luoghi equivoci, promiscui, in cui tante volte gli stueri o stufaioli, abbiamo noi molte calli della stua, fondamenta della stua, ecco, perché c'erano appunto questi luoghi promiscui dove si praticavano i bagni di vapore, ma dove c'erano anche delle stanze appartate in cui si praticavano i massaggi, si praticavano anche delle cure estetiche, si tagliavano le unghie, si curavano i cali, si faceva pedicure, ma c'erano le stanze anche per amplessi mercenari. E accadeva spesso che dei pittori come l'Aretino, cioè dei pittori come Tiziano e delle poeti come l'Aretino o altri frequentassero proprio le stufe per trarre ispirazione per le loro poesie, per i loro quadri, dai nudi di queste cortigiane che si abbandonavano al vapore e quindi potevano ispirarli per ritrarre la voluttà femminile. Quindi Giulio II chiama Michelangelo Buonarroti e gli commissiona questi famosi ignudi della Cappella Sistina, la creazione di Adamo ed Eva. Adesso non sto a parlarvene perché penso che conosciate bene anche tutti i vari episodi dell'Antico Testamento, ma la cosa bella, il messaggio preterintenzionale è appunto relativo all'impatto di questa nudità vigorosa, sensuale e affascinante. Leone X, che succede a Giulio II, è un Giovanni dei Medici e anche lui è dedito, ai piaceri non solo della carne, ma comunque tollera facilmente la presenza delle prostitute, e la curia papale è una curia che indulge alla corruzione dei costumi, intendo soprattutto. Ma morto Giovanni dei Medici, ecco che viene eletto Adriano VI, Adrian Florens von Boyens, e siamo nel 1522. Come entra nella Cappella Sistina, alza gli occhi e esclama, dice il Vasari: ma questa è una stufa di ignudi, questa va demolita, non può nel cuore della cristianità trovarsi un tipo di affresco che starebbe bene in una stufa, perché appunto queste stufe, questi luoghi equivoci che facevano parte a volte anche di pubblici postriboli, erano affrescati con scene che riproponevano
delle immagini pagane di amplessi o di comunque di un esercizio mercenario del piacere. Vi ripropongo appunto queste immagini dei nudi e vi propongo l'immagine di una stufa invece rinascimentale. Questa è stata disegnata niente poco di meno che da Raffaello Sanzio e è stata incisa da Agostino Veneziano. È importante anche verificare che ci sono i pittori che fanno i cartoni, ma poi queste opere vengono stampate e quindi hanno una larghissima diffusione. Perciò il messaggio, anche il messaggio erotico, viene moltiplicato a strati della popolazione che non sono più soltanto i committenti nobili, ricchi, che incaricano, che chiamano degli artisti, ma cominciano ad avere una grande circolazione. E molte di queste immagini si ispirano alla cultura pagana. Le stufe probabilmente non ce ne restano perché era un'architettura minore, ma come descrive il Vasario, come descrivono altri cronisti del tempo, erano affrescate da pitture lascive che ritraevano degli amplessi amorosi. Ma vi erano anche delle monete. Nel 500, che è un 500 di collezionisti e di amanti delle testimonianze antiquarie dell'antica Roma, ecco che troviamo in vari palazzi di questi nobili che collezionano dalle antiche statue alle varie testimonianze lapidee della epoca pagana. Noi troviamo le spintrie. Cosa sono le spintrie? Sono delle monete, ma delle monete povere, in bronzo o in rame. E nei lupanari, nei postriboli della Roma antica o di Pompei, dove si indulgeva ai piaceri della carne perché era un luogo di villeggiatura, ecco che accadeva che ci fossero delle prostitute di varie etnie, di varie lingue anche, che non capivano, e quindi all'ingresso si poteva acquistare uno di questi gettoni che sul retro aveva un numero romano. Questi gettoni raffiguravano le varie posizioni amorose, quindi il cliente che arrivava pagava la prestazione, la sceglieva, ce l'aveva rappresentata nella figura, nella moneta, e sul retro della moneta alcuni dicono che probabilmente c'era il prezzo, ma altri dicono che questo numero romano indicasse la stanza dove si poteva fruire della prestazione. Ecco, vedete, nelle varie collezioni antiquarie, ecco che abbiamo le diverse posizioni erotiche e nel retro appunto il numero romano indicante, io credo, più la stanza che non il prezzo. Queste posizioni furono forse quelle che ispirarono anche certi amplessi che caratterizzano il mito, le leggende e tutta una serie di narrazioni che avevano un risvolto erotico e che avevano radici però nelle Metamorfosi di Ovidio, piuttosto che in Apuleio, piuttosto che in altri classici latini. Un autore chiamato da Papa Clemente VII, Giulio de' Medici, non vi ho detto, vi stavo raccontando, scusate mi sono interrotta, di Papa Boiens, che quindi entra nella Cappella Sistina e dice: questa bisogna abbatterla subito. Beh, fortunatamente Papa Boiens dopo neanche un anno muore. Il Vasari dice: beh, con grande sollievo di tutti coloro che amano l'arte. Non si sa, provvidenzialmente Papa Boiens muore e viene eletto un Papa Medici, uno dei Medici, che ovviamente non distrugge assolutamente la Cappella Sistina. Non solo, ma chiama anche e continua a commissionare delle opere Giulio Pippi Romano.
detto Romano. Questi era già in Vaticano e aveva collaborato con Raffaello alle logge e alle stanze vaticane e alla Villa Farnesina. Giulio Romano era architetto ma anche pittore abilissimo. A un certo punto Raffaello muore e lui continua a dipingere perché il committente lo conferma. Se non che nel 1523, mentre sta lavorando alla Sala di Costantino, forse contrariato perché il Papa ritarda nei pagamenti, si mette a bozzare tutta una serie di modi, cioè di posizioni amorose, sul muro. I pittori fanno sempre, abbozzano, no? E poi dopo dipingono, fanno le loro prove d'artista, tanto poi vengono coperte dall'affresco. Bene, però questi modi, queste varie posizioni amorose, ispirano un incisore che sta lavorando a Roma e che lavora anche a fianco del Giulio Romano, che si chiama Marcantonio Raimondi. Questo Marcantonio Raimondi è un bolognese, ha fatto esperienza da un orafo bravo, anche Francesco Francia, e era venuto anche a Venezia per capire, per inquadrare la persona. Nel 1506 aveva visto Dürer, le incisioni di Dürer. Era stato talmente condizionato che ne aveva fatte delle copie e le aveva vendute come sue, ma Venezia copriva i diritti d'autore e quindi Marcantonio Raimondi deve smettere di fare questa attività un po' fraudolenta e deve andarsene via. Va a Roma, dove incide per Raffaello varie opere con tirature elevate, perché vi dicevo queste stampe poi avevano un'ampia diffusione, e quando vede i modi di Giulio Romano, immediatamente ne fa delle xilografie, ne fa delle incisioni, e le incisioni avranno un successo enorme, sono pornografiche, anche se in realtà Giulio Romano le fa con questa forza della natura, con questa voluptas hominum divonque, voluptas come dice Ovidio, cioè questa voluttà che travolge tutte le cose in questo spirito vitale per la perpetuazione delle specie. Allora, Marcantonio Raimondi viene incarcerato, messo in Castel Sant'Angelo, e invece Giulio Romano non ha nessun problema con la giustizia, anzi parte tranquillamente per Mantova, dove poi farà Palazzo Te a Mantova. E queste sono più o meno alcune di queste incisioni di Marcantonio Raimondi, che sono state recuperate, poi vi racconterò, con una nuova lunga trafila, che però si cerca di far sparire, di far togliere dalla circolazione. E ci sarà un grande difensore del Raimondi, che sarà Pietro Aretino. Pietro Aretino era stato a Roma, si era spostato a Venezia, aveva avuto delle liti perché aveva un caratterino non tanto facile, e il fustigatore dei potenti, come era chiamato, aveva lasciato Roma, era in polemica con alcuni della curia romana, con il potente Gian Matteo Gilberti, tant'è che nel 1525 anche lo pugnalano, cercano di ucciderlo, quindi non aveva dei conflitti, diciamo così, facilmente risorbibili. E l'Aretino si schiera a favore del Raimondi e si schiera anche in modo che riesce con il Papa Medici a intercedere per lui e lo farà liberare. Tant'è che in una lettera a un suo amico bresciano, Battista Zatti, afferma che dopo aver ottenuto appunto la liberazione di Marcantonio Raimondi ha composto i sonetti lussuriosi per commentare appunto quelle incisioni tanto vituperate e tanto condannate, e li ha scritti per trastullo dell'ingegno, come gli artisti e i poeti di solito fanno con le cose lascive, cioè ritraggono la lascivia nelle loro opere, sia opere a stampa che opere pittoriche.
E qui va fatta una piccola però parentesi. Voi vi ricordate il quinto canto dell'Inferno, i lussuriosi? E ci sono Paolo e Francesca che lì leggono un libro che è Galeotto, e più non lessero avanti perché fu la scrittura la Galeotta. E così, se noi vediamo nella letteratura, tante volte quello che sollecita l'amor sensuale è la canzone, rosa fresca o lentissima che pare inver l'estate, oppure comunque più difficilmente è la pittura, anche perché la pittura era più evanescente, la pittura era più simbolica. È solo nel Rinascimento che la pittura prende un nuovo corpo, una nuova forma e ha questa valenza di messaggio erotico. Questo era un inciso che però ci serve per capire anche la nuova forza di queste immagini. E l'Aretino continua: per ipocrisia si proibisce agli occhi quel che più li diletta. E dice: ma questo non è giusto. Che male è il veder montare un uomo addosso a una donna? Adunque le bestie debbono essere più libere di noi. A me parrebbe che il cotale, l'organo maschile, datoci dalla natura per preservazione di se stessa, si dovesse portare al collo come pendente nella beretta per medaglia, perciò che esso è la vena che scaturisce i fiumi delle genti e l'ambrosia che beve il mondo nei dì solenni. Ecco, l'Aretino di solito è un polemico, è un esagerato, ma diciamo che pone un nuovo motivo per fare cosa? Per corredare queste incisioni di sonetti che chiamerà sonetti lussuriosi. E nel primo di questi sonetti anche fa una precisazione quasi escatologica del trionfo della lussuria che deve essere fatto, deve avvenire per l'immagine ma anche con le parole. Vedete, fottiamci, anima mia, fottiamci presto, poiché tutti per fotter nati siamo, e se tu il cazzo adori, io la potta amo, e saria il mondo un cazzo senza questo. E post mortem, fotte, e se post mortem, attenzione a questo passaggio, è escatologico, cioè è un mondo completamente sovvertito, e se post mortem fotter fosse onesto, direi tanto fottiamo che ci moriamo. Per fotter poi de là Eva ed Adamo, che trovaro il morir sì disonesto. Veramente, gli è ver che se i furfanti non mangiavan quel pomo traditore, io so che si sfogavano gli amanti. Ecco, vi leggo questo perché in realtà con questa vis polemica vuole capovolgere in senso positivo e creare un'etica invece del rapporto sessuale, proprio per giustificare la circolazione di tutti queste immagini, di queste xilografie e di questi suoi sonetti a corredo. In realtà quella notazione che vi facevo prima, che per secoli la parola era stata galeotta, la parola era stata poetica, pensatevi anche ai sonetti che Dante scrive a Beatrice, no? Ecco, in questo caso invece la parola trascina nel fango anche queste immagini di Giulio Romano che, viste nella loro complessità, danno l'idea invece di questa voluptas, che è questa forza che travolge i corpi. Ma che storia hanno? Perché anche la storia di questi sonetti, di queste immagini, è significativa di un'epoca e di un momento culturale. Furono distrutti. Raimondi andò in prigione, è vero, poi dopo ne uscì, ma si fece la caccia ai sonetti, ai sonetti e alle incisioni. Solo nel 1928 Walter Toscanini, il figlio del famoso maestro d'orchestra Toscanini, riuscì ad acquistare in Italia una copia dei Modi della prima metà del XVI secolo. Sono questi che voi vedete che furono pubblicati da una storica inglese. E poi ebbero anche quei modi
iniziali del Raimondi ebbero anche una seconda copia che probabilmente fu quella commentata da Aretino. Ma questo fu il libro in assoluto più censurato di tutta la nostra storia. Vedete, questi sono le altre xilografie, e questi sono dei frammenti che si trovano al British Museum, sopravvissuti solo perché sono stati tagliati e quindi hanno perso il loro messaggio iniziale. Se li vedete, ecco, questi sono i due che hanno un maggior movimento. Cercate di ricordarveli, perché poi vi faccio vedere delle immagini e dei bellissimi quadri di Giulio Romano, che ci fa vedere come gli servì questo studio proprio per esprimere tutt'altri messaggi in altre opere. Come vi dicevo, l'invenzione della stampa a caratteri mobili facilitò la diffusione, quindi sia dei sonetti che anche delle incisioni. Ma soprattutto il libro Galeotto fu le Metamorfosi di Ovidio. Perché? Perché raccontando tutte le metamorfosi degli dei, in particolare di Giove, perché era Giove l'impollinatore di tutti gli dei, delle ninfe e anche delle creature umane, ma forniva in realtà un modo per sacralizzare quelli che erano dei rapporti sessuali del divino con l'umano, creando un'identificazione da parte dei colti committenti e dei colti acquirenti con le passioni degli dei. Quindi si sdoganava, dopo secoli di storia e dopo secoli di cultura sessuofoba, si sdoganava la pratica della lussuria, la pratica del piacere. E qui siamo a Palazzo Te, a Mantova, dove nella stanza in cui si racconta l'amore di Amore e Psiche, no? La vicenda di Amore e Psiche, ma ci sono varie altre vicende che appartengono al mito e alla storia. Ad esempio, Giove si trasforma in serpente per possedere Olimpiade, che era la moglie di Filippo II di Macedonia. E voi vedete, Filippo II sta guardando, sta sbirciando cosa succede, vede e viene accecata da un'aquila che con un fulmine lo acceca. Qui abbiamo un'altra tematica, quella appunto delle metamorfosi di Zeus, che si trasforma in varie creature per possedere delle donne o delle ninfe. E molto spesso chi guarda o comunque chi si identifica viene punito con delle punizioni tremende. Ecco, pensate per esempio al mito di Diana e Ateone. Diana si sta facendo il bagno, Ateone la vede nuda, viene trasformato in cervo e viene poi divorato dai suoi cani, perché lui era un cacciatore. Ecco, di questa non ho l'immagine, ma è bellissima quella di Tiziano. Ecco, questa è l'immagine, e queste sono le immagini invece della sala appunto di Amore e Psiche. Qui abbiamo Amore e Psiche e Voluttà, quell'angioletto è Voluttà. È interessante anche la presenza spesso di Cupido, che ha le ali come un angelo, ma in realtà è Cupido. E in questo caso è proprio la voluttà che riesce a coinvolgere sia Amore che Psiche in questa vicenda, che è tratta in questo caso da Apuleio, dalla vicenda di Apuleio, altro testo appunto classico e pagano. Ma poi abbiamo anche Marte e Venere al bagno. E anche questa è un'immagine che ci ripropone quelle immagini delle stufe, ma in questo caso è in un palazzo e il committente è un Gonzaga che ha raccomandato appunto a Giulio Romano di
di produrre delle rappresentazioni erotiche, cioè che sollecitino il piacere sessuale. Ma cosa curiosa è che Giulio Romano ha anche una certa ironia. Sopra alla grotta dove si svolge questo bagno di Marte e Venere abbiamo un dio del fiume che vedete che praticamente produce l'acqua in cui loro fanno il bagno che esce dal suo organo sessuale. Vi è quindi tutta una iconografia particolarmente ironica e poi guardate anche la postura di queste ninfe e di questi satiri, come ripropone quelle aggrovigli di corpi che noi avevamo visto anche nei modi, ovviamente con tutt'altro livello e tutt'altro messaggio culturale. Qui ancora abbiamo dei riquadri con ninfe e amorini. Ecco, e questi poi, nei riquadri del soffitto, abbiamo delle inquadrature delle ninfe che sono ritratte con una grandissima arte e che le propongono da diverse prospettive e con un movimento che, se voi andate a Palazzo Te, vi farà estasiare, perché vedete tutta questo gioco di corpi. Ecco un'altra ninfa che invece è ritratta di fronte. Ecco, vi prego di osservare questi anche particolari così ritratti di fronte e di schiena, perché dopo li troveremo anche in Tiziano. Il modo di ritrarre i nudi era pervenuto attraverso la nostra cultura religiosa. Perché? Perché il monoteismo cristiano è l'unico dei tre monoteismi che ritrae i corpi. Non solo, ma che utilizza dei mediatori culturali, simbolici, che sono i santi, che in realtà costituiscono i modelli etici per il nostro comportamento e i modelli etici anche per affrontare le pene e i dolori della nostra esistenza. In questo caso io ho preso un solo esempio, che è quello di San Marco fra i santi Cosma e Damiano, i santi che sono i rappresentanti dei medici e dei chirurghi, quindi che rappresentano la cura e la speranza della guarigione, e i santi Rocco e Sebastiano. Ecco, osservate quel San Sebastiano com'è appunto bello, simile alla carne e com'è ritratto con grande sensualità anche, mentre San Rocco è ritratto perché è malato e quindi con una grande forza anche realistica. L'altro è febico, è bello e quindi anche più seduttivo. Perché vi ho messo queste immagini dei santi? Perché la nostra cultura cristiana arriva all'umanesimo e al Rinascimento con un bagaglio etico, creativo, che ha fornito una certa lettura del corpo e una certa mediazione culturale nei confronti del dolore soprattutto. Il Dio dei cristiani si è fatto corpo, il Verbo si è incarnato per una passione, la passione sul Golgota, per rinunciare al proprio corpo. Quindi pensate che cosa può essere accaduto nell'umanesimo quando si scoprono i classici e soprattutto Ovidio, questa voluttà che è l'unica grande forza motrice di dei, di ninfe, di uomini. Le ninfe stanno fra gli dei e gli uomini, e quindi si percepisce una nuova passione che è quella di assaporare, di appagarsi dei piaceri della carne. Il Dio cristiano con la passione sul Golgota ha riscattato l'umanità, il Dio pagano, Giove, insegna all'umanità come si gode. E i pittori che hanno ritratto nei santi il modo di affrontare la sofferenza, ecco che ritraggono nelle Metamorfosi e in storie di ninfe o di amore e psiche o comunque di semidei, ecco ritraggono anche il modo di percepire il piacere nel corpo degli uomini come
lo hanno voluto gli dei. E qui ci arrivano, il mito ci arriva a spiegare come si può percepire questa voluttà. Abbiamo Leda il Cigno di Michelangelo. Che cosa racconta Leda il Cigno? Cosa racconta la storia di Leda il Cigno? Giove si trasforma in cigno per possedere Leda e il frutto di questo amplesso saranno Castore e Polluce, cioè i due guaritori per eccellenza, i due gemelli che avranno poi questo potere di guarire. Ecco, vedete l'interpretazione di Leonardo da Vinci a destra e di Michelangelo a sinistra. Ma ancora noi abbiamo Paris-Bordon che racconta un altro mito, quello di Giove che rapisce Io, e siccome poi Giunone si adira, e allora la copre con una nuvola e la trasforma poi per sottrarla alle ire di Giunone. Faccio notare che Io ha al braccio legato una sciarpa gialla. Il giallo era il colore delle meretrici. Quindi c'è questa continua trasposizione fra il mito e la realtà, fra la dea o la ninfa e la meretrice, e comunque il grande protagonista è sempre il piacere e l'amor sensuale. Ma ancora ci sono degli altri miti, come quello di Ganimede. Giove non disdegnava anche gli amori per i giovanetti, e quindi Ganimede è un bel giovane che viene portato via, rapito da Giove, che si trasforma per l'occasione in un'aquila. E questo è un altro mito che appunto giustifica quelli che sono gli amori che gli umanisti molto spesso giustificavano, soprattutto gli uomini colti, che erano gli amori omosessuali. E proprio la sodomia, come vi raccontavo la volta scorsa, sarà una delle ossessioni del Consiglio dei Dieci e della Repubblica, perché la sodomia, e lo vediamo anche in qualche sonetto dell'Aretino, era usata come un sistema anticoncezionale. E un'altra cosa che non vi ho detto dei sonetti dell'Aretino è che, come vi ho letto quel brano che vi garantisco è la parte più pudica di tutti questi 16 sonetti, praticamente il sonetto è l'attribuire ai due protagonisti dell'atto sessuale tutta una serie di annotazioni sulle manovre che fanno e anche sulle implicazioni che dicono. Ma la cosa che trascina l'immagine nella trivialità del postribolo è il fatto che Aretino fa parlare questi due e scrive i loro dialoghi come se ci fosse un voyeurismo, come se sbirciasse dal buco della serratura e come se queste persone fossero delle persone note. Tant'è vero che di alcune dice anche il nome e cognome, o fa capire comunque chi sono, di solito persone che lui non ama e che vuole quindi mettere la berlina. Ecco, quindi questa operazione è un'operazione degradante rispetto all'operazione di Giulio Romano, che è un'operazione che probabilmente lui aveva schizzato delle figure che poi avrebbe utilizzato in Palazzo Teo in altri suoi dipinti. L'operazione di Marcantonio Raimondi fa scadere questo tipo di messaggio colto e riservato a livello di diffusione più di massa, non di massa ovviamente, ma comunque a strati più ampi della popolazione, e la cosa viene perseguita proprio perché non si doveva fare. Cioè, finché resta in un camerino, in un palazzo riservato di un committente ricco e colto, la cosa va bene, ma quando poi esce dal palazzo, ecco che diventa un tipo di eversivo modo di diffondere una cultura che non è quella stabilita, non è quella condivisa dalla cultura dominante ufficiale. Ma abbiamo poi, passiamo a Tiziano. Tiziano è amico di Aretino. Tiziano conosce, perché gira anche lui per l'Italia,
Non dimentichiamo che poi col Sacco di Roma c'è una diaspora degli artisti e il Rinascimento italiano diventa poi il Rinascimento europeo, perché scappano, vanno a Parigi, ci sarà Fontainebleau e così via. Ma Tiziano è importante perché gli stessi messaggi che noi troviamo in Giulio Romano o che troviamo biecamente espressi nei sonetti dell'Aretino, lui li esprime al vertice dell'arte. Beh, la Danae fecondata da Giove è credo uno dei ritratti più belli di una voluttà femminile. Il mito che cosa racconta? Che Danae è figlia di Acrisio, il quale dal solito veggente viene a sapere che la figlia sarà sedotta da Giove. Allora la rinchiude in una torre, perché dice così non la trova. E invece Giove casualmente riesce a vederla. La torre ovviamente è impenetrabile, si trasforma, ecco un'altra metamorfosi, questa volta in nuvola d'oro, e la fanciulla vede questa nuvola, divarica, apre le gambe e viene penetrata da Giove. Ma attenzione, in questa nuvola d'oro ci sono delle monete anche. E in questa Danae di Capodimonte, ai piedi della fanciulla, c'è un Cupido. E invece in una Danae che lui dipinge, che troviamo al Prado e che dipinge per Filippo II, ecco che c'è una mezzana. E qui abbiamo la citazione storica nel colmo della poesia e dell'arte che ci fa pensare a una stufa, a una mezzana, a un rapporto mercenario, quindi quelle monete, e quindi ecco vedete come la citazione triviale diventa somma poesia e somma arte grazie al colore di Tiziano. Ma capiamo anche perché il Vasari ce lo racconta, perché gli artisti andassero nelle stufe, proprio per cogliere questo momento di abbandono che solo un corpo abbandonato al vapore e al calore poteva ispirare. Ma ci sono stati degli critici i quali hanno detto ma sono tutti messaggi simbolici. Panofsky, che è un grandissimo critico dell'arte, dice ma questi sono delle citazioni di Ovidio a livello elevatissimo. E invece c'è uno storico molto bravo, Ginsburg, che ha fatto degli studi approfonditi e ci ha dimostrato che Tiziano, primo, non ha consultato Ovidio originale nella versione latina, ma quindi da volgarizzamenti. Non solo, ma quando lui manda le sue poesie, perché Tiziano, quando manda per il Camerino, prima di Carlo V e poi del figlio Filippo II, tutti questi quadri con gli amori degli dei, le chiama le poesie. È interessante anche questo, no? Sono delle pitture, eppure le chiama poesie. Perché? Perché non è solo una pittura, ma è un racconto. È un racconto che Ovidio aveva fatto in poesia, ad esempio. È un qualche cosa di più, che ti dà non solo la bellezza, la percezione del piacere fisico, ma ti dà anche una percezione, una motivazione, diciamo, estetica e culturale più ampia. E allora, nel mandargli questo secondo quadro, Venere e Adone, c'è una testimonianza di Ludovico Dolce che dice che Tiziano voleva mandargli un quadro con la Danae davanti e l'altro, in 3D diremmo oggi, con anche un'immagine di una bellezza femminea presa dal dietro. E ci scrive Ludovico Dolce, che aveva visto nell'atelier di Tiziano questa immagine: la Venere è volta di schiena non per mancamento d'arte, ma per dimostrare doppia arte. Nelle ultime parti si conosce la maccatura della carne causata dal sedere. Guardate quella carne come sembra palpitante e viva. E poi commenta, e qui
abbiamo il riferimento anche allo scopo e al tipo di effetto che si vuole indurre con questa pittura. Non si trova uomo sia acuto di vista e di giudizio che vedendola non la creda viva. Niuno così raffreddato dagli anni o sì duro di complessione che non si senta riscaldare, intenerire e commuoversi nelle vene tutto il sangue. Quindi l'effetto che Tiziano, che questi artisti vogliono dare, non è quello di comunicare dei messaggi esoterici oppure fare delle citazioni, vogliono comunicare questa esperienza, che è un'esperienza che da Michelangelo in poi diventa importante, diventa una nuova esperienza e un nuovo modo di vivere e di avvertire il corpo. Ma cosa interessante è che questa fanciulla, che è la modella di Tiziano, sarebbe poi, secondo alcune testimonianze, niente poco di meno che Angela del Moro, o detta anche Anzola, la Zaffetta, perché era figliastra di uno zaffo, cioè di un questurino, di un guardiano. E questa Zaffetta sarebbe una meretrice famosa a Venezia, una cortigiana, perché in realtà Aretino la invitava spesso per animare le sue cene e godeva anche della sua conversazione. Quindi era, diciamo, una alter ego, un'altra simile alla nostra cortigiana per eccellenza, la Veronica Franco. E la Zaffetta era talmente bella che Tiziano la ripropone in più di qualche dipinto, ad esempio anche in questo dell'amor sacro e l'amor profano, questa Angela del Moro. Ma Angela del Moro, d'altro canto, era stata oggetto degli strali anche diffamatori e abbastanza degradanti di Lorenzo Venier. Lorenzo Venier era un umanista, vive molto poco, è padre di Maffeo Venier, di cui poi vi parlerò, il quale probabilmente aveva subito uno sgarbo dalla Zaffetta, perché queste cortigiane, come raccontano anche vari forestieri che vengono a Venezia, spesso avevano più patrizi che le frequentavano e magari si organizzavano ogni sera della settimana e accoglievano ogni sera un patrizio diverso. Fatto sta che Lorenzo Venier probabilmente ha bussato alla porta di Anzola Zaffetta e l'ha trovata chiusa. E quindi si è vendicato come? Con il 31. Il 31 era uno sgarbo per mettere alla berlina appunto queste cortigiane, cioè e ridurle a meretrici da 4 soldi. Quindi la invita a Chioggia per un banchetto, in realtà non è un banchetto ma la fa stuprare da 31 persone, che poi sono anche di più, non solo, e immortala questa vicenda con il 31 della Zaffetta, che è una specie di poema in versi, in cui racconta tutti questi stupri a successione. Poi dopo la povera Zaffetta anche racconta che viene riportata a Venezia, dove distrutta intanto fisicamente ma anche dalla vergogna, dirà che non avrà più il coraggio di affacciarsi nemmeno al balcone. Invece poi ricomincerà più di prima e come prima a praticare il suo mestiere. Ecco, questo però vi dà un'idea di come da una parte ci sia un tipo di emancipazione di alcune donne che da meretrici diventano cortigiane e quindi praticano la musica, scrivono le poesie e quindi riescono da un ruolo estremamente ad handicap ad affrancarsi, e d'altra parte ci siano alcuni uomini che invece continuano a cercare di ridurle in questa schiavitù e in questo sesso mercenario. E uno di questi è il figlio di Lorenzo Venier, che è Maffeo Venier. Addirittura diventerà anche arcivescovo di Corfù,
Questo vi dà anche l'idea di come non ci siano dei ruoli predefiniti, etici predefiniti, no? Certo, era un po', rimpiangeva il fatto di dover lasciare le sue pratiche sessuali. Ma Fio Venier scriverà vari sonetti contro Veronica Franco, che fu una delle grandi cortigiane veneziane. Addirittura nel 1574, quando arrivò a Venezia Enrico III di Valois, trascorse una notte con il sovrano, andò ad accoglierlo assieme al doge, quindi la sua conversazione era molto desiderata, la sua bellezza, anche se ormai era già abbastanza sfiorita per quell'epoca, ma era ancora una chance anche per la Repubblica, che faceva accogliere un re. Addirittura la Franco regalerà un ritratto fatto da Tintoretto al sovrano e gli dedicherà anche un sonetto. Bene, il Venier la attaccherà più volte perché era innamorato di lei e la voleva senza pagare. Nei suoi sonetti, appunto, più volte dice le dà della Veronica verunica puttana, franca, id est, furba, fina, fiappa e frola, e muffa, e magra, e marsa, e pimariola, che sì tra Castelghetto e la Doana, la più mariola, donna più mariola che ci sia fra il penso Castelforte, Ghetto e la Dogana, donna reduta mostro in carne umana. E la Franco però lo stuzzica, lo sollecita, dice benissimo, facciamo un'attenzione con le rime, cioè ad armi pari. Quanto le meretrici hanno di buono, quanto di grazioso e di gentile, esprime in me del parlar vostro il suono. Quindi dice, voi datemi pure della meretrice, ma io esprimo la quintessenza di tutto ciò che c'è di buono, di grazioso e di gentile nelle meretrici. E voi me confermate in questo, perché siete così volgare e uomo da poco che mi confermate in questo. E ancora, le donne a difender tutte tolgo, quindi voglio difendere tutte le donne, contra di voi, che lor siete schivo, cioè che voi non apprezzate, sì che ragion io sola non mi dolgo, certo d'un gran piacer voi siete privo, a non gustar di noi la gran dolcezza. Vedete anche come esce con grande classe questa cortigiana da un contrasto in cui ancora una volta l'uomo, il maschio, come l'Aretino, come il Marcantonio Raimondi, cerca di trascinarla nel fango, nel postribolo, nella suburra, eppure invece ha sviluppato delle capacità per potersi difendere anche proprio con le parole, con le rime. E ancora scrive, data è dal ciel la femminil bellezza, perché la sia felicitata in terra, di qualunque uomo conosce gentilezza. E quindi così, questo è uno dei sonetti con cui la Franco lo sistema e lo mette a posto. Ecco, credo di avervi inquadrato un po' quelle che sono tutte le sfumature di questo rapporto che l'uomo dell'umanesimo e del Rinascimento ha con il corpo, con la carne, con le passioni che del resto gli vengono suggerite come modalità di vita, come esperienza anche sia ludica che esperienza anche di piacere e di dolore, dà degli esempi, gli esempi del paganesimo, gli esempi della religione cristiana. Ma questa libertà poi troverà un freno immediato nel Concilio di Trento e nella Controriforma. Quella Papa Boiens Adriano VI, che era stato nominato e che voleva buttar giù la stufa di ignudi, cioè il soffitto di Michelangelo, esprimeva quello che era l'impulso della Chiesa a restaurarsi, cioè a
purificarsi da quella che era stata un degrado esponenziale della curia romana. E tutto questo, quindi tutta questa libertà, questa poesia che fa capo a questo riguadagnare il senso della carne, il piacere dell'accoppiamento, dell'amore, ecco che viene stoppato dalla Controriforma. Saranno fatti gli indici per i libri, quindi molti libri, in primis i sonetti dell'Aretino e in primis le incisioni di Marcantonio Raimondi, le quali scompariranno dalla storia. Quindi fortunosamente sono stati ritrovati dal Walter Toscanini, perché altrimenti avremo solo quei 9 frammenti del British. Non sapremo neanche che è accaduto tutto questo, che invece è una lezione importante di cultura e di storia. Dopo i riferimenti femminili, cercheranno di ritornare a dei riferimenti diversi, anzi antichi, ma nello stesso tempo anche moderni. Perché? Perché le pestilenze falcidiano demograficamente le popolazioni e quindi la cortigiana deve essere soppiantata dalla donna che ha questo suo potere riproduttore, perché per garantire la sopravvivenza alla società bisogna che la società, che i popoli si riproducano, soprattutto in epoca in cui sono minati dalle pestilenze, dalle pandemie. E quindi questa immagine che io vi pongo, che è un'immagine che tutti conosciamo, che ci è nota, che è il gruppo marmoreo che è nel cuore della Basilica della Salute, è creata dopo la Grande Peste del 1630, è il gruppo marmoreo di Giusto Lecour e incarna però il femminino. Un femminino che è tradizionale, cioè ovviamente la Madonna è la maternità, che è il simbolo positivo, è quella che è casta e che si è riprodotta, ha dato il figlio a Dio, pur restando casta prima, durante e dopo il parto. Quindi concetto di castità che garantisce la proprietà del figlio al Dio. L'annunciazione è un qualche cosa di estremamente volatile. Una curiosità: la Danae fecondata da Giove in alcuni periodi e per alcuni autori si è sovrapposta all'annunciazione. Ci sono state delle immagini della annunciazione che sono state delle citazioni, soprattutto in ambito francese, appunto della Danae, una sovrapposizione di messaggi fisici. Quindi al centro c'è la maternità, la madre e vergine, ma a sinistra noi abbiamo Venezia che è rappresentata da una donna, da una fanciulla in epoca riproduttiva, in età riproduttiva. E alla destra noi abbiamo un angelo, un putto, che caccia una vecchia lacera. Questa vecchia lacera, nella iconografia del Ripa, che è un autore del 600, rappresenta la peste, ma raffigura anche la strega. E secondo la tradizione barocca, la strega, ma anche la tradizione diciamo che ha origini più antiche, era quella che offriva i bambini a Satana e che rendeva sterili le donne. Quindi c'è tutta una serie di messaggi che sono legati ad una tradizione, la tradizione della stregoneria, ma anche legati all'esigenza nuova e moderna dal 1630 in poi di garantire la perpetuazione della società attraverso la riproduzione, quindi la castità femminile e soprattutto l'impulso alle donne di riprodursi per il bene comune. E con questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande.
Non avete domande? Allora vi ricordo che la prossima volta parlerò della nave dei condannati ai folli davanti al Palazzo dei Dogi, giovedì prossimo, che è l'argomento di un libro mio che sta uscendo.